E ben trovati con l'appuntamento settimanale di Intenzioni Pericolose. Quello che andremo ad affrontare oggi è uno dei casi di cronaca nera più bui e controversi che si sono registrati non solo in Calabria, ma in Italia. È la storia di Pompeo Panaro, un padre di famiglia, un professionista commerciante e un uomo delle istituzioni, essendo stato un esponente della democrazia cristiana, ucciso nel luglio del 1982 dall''ndrangheta a Paola, in provincia di Cosenza. Anomalie giudiziarie, indagini che sono state aperte e poi archiviate. Sono tanti i punti oscuri che ancora oggi caratterizzano un truce delitto mascherato da lupara bianca. Mascherata perché non si trattò di omicidio con occultamento di cadavere, ma fu una vera e propria sorpresa poi anche per i familiari, tant'è che i resti del corpo di Pompeo Panaro vennero ritrovati a distanza di qualche mese dalla sua scomparsa, senza che moglie e figli sapessero qualcosa. Nonostante esistesse un fascicolo per omicidio e nonostante vengano ritrovati i resti del corpo di Pompeo Panaro con un pentito che tra l'altro si autoaccusa del delitto, il caso purtroppo vive di tante anomalie. La domanda allora è: com'è possibile tutto questo? Ripercorriamo le tappe di una storia lunga 39 anni attraverso questo servizio realizzato da Massimiliano. La vicenda di Pompeo Panaro, ucciso dall''ndrangheta nel luglio 1982 a Paola, in provincia di Cosenza, dell'incredibile. Un caso avvolto da tanti misteri e anomalie giudiziarie nonostante siano passati 39 anni dal giorno in cui quel commerciante calabrese ed esponente della democrazia cristiana, che ha rivestito ruoli istituzionali come assessore e vice sindaco del comune tirrenico, venne rapito, torturato e poi ucciso. Sono tanti i punti oscuri ed inquietanti che ancora oggi caratterizzano un truce delitto mascherato da lupara bianca. Mascherato perché il corpo di Panaro venne invece ritrovato qualche mese dopo la sua scomparsa, senza però che moglie e figli ne sapessero nulla. Ci vorrà il 2012 per iniziare a capire qualcosa dopo un esposto da parte del figlio di Pompeo Panaro, Paolo, che verrà a conoscenza degli atti giudiziari sulla scomparsa del padre, dai quali risulta che la procura di Paola aprì un fascicolo 28 anni prima per omicidio volontario a carico di ignoti. Inizierà così la sua battaglia per la verità, anche se subirà minacce e intimidazioni che comunque non lo fermeranno. Da quel 2012 scoprirà che mesi dopo la scomparsa del padre la polizia ricevette una telefonata anonima che segnalava il punto esatto in cui trovare il corpo di Pompeo Panaro in un bosco in contrada Trifoglio, dove vennero rinvenuti un osso e alcuni brandelli di indumenti riconosciuti dai fratelli di Panaro, insieme a una ciocca di capelli trovata anch'essa sul posto, e successivamente anche una chiave che risultò appartenere ad un magazzino di proprietà di Panaro, altri frammenti ossei di un cranio che però non finiscono nel rapporto finale della polizia e nemmeno restituiti. Nel 1984 l'osso viene deposto nella cappella di famiglia. Pompeo è stato ucciso, il suo corpo bruciato. Ma la cosa che lascia attoniti è che di tutto ciò non viene messa a conoscenza proprio la sua famiglia, e cioè sua moglie e i suoi figli, che nei successivi anni avevano inoltrato e ottenuto tramite il proprio avvocato la richiesta del riconoscimento di morte presunta. Ma com'è possibile se esisteva già un fascicolo per omicidio? E com'è possibile se gli zii avevano fatto all'epoca il riconoscimento dei resti? Le anomalie non finiscono qui. Ci sono due pentiti che parlano dell'omicidio di Pompeo Panaro. Il primo è Fedele Soria. Siamo nel 1997, che dopo aver rivelato il luogo del delitto e i nomi degli esecutori alla DDA di Catanzaro ritratta tutto. E comunque il caso si chiude perché non c'erano prove e riscontri sufficienti. 10 anni dopo è l'ex boss e collaboratore Giuliano Serpa a confermare la ricostruzione del primo pentito e autoaccusandosi del delitto insieme a 9 complici. Il probabile movente, Panaro denunciò gli esecutori di un altro omicidio avvenuto a Paola 3 mesi prima della sua scomparsa. L'ex boss dell''ndrangheta poi è stato assolto perché il reato è stato ormai prescritto. Nella richiesta di rinvio a giudizio però Paolo trova i nomi degli altri indagati per l'uccisione di suo padre, per i quali c'è scritto si procede separatamente in quanto deceduti, ed invece nelle carte di quel figlio che non si dà pace si legge che solo 3 risultano effettivamente morti, mentre gli altri sarebbero ancora vivi o in carcere per altri reati. Una storia in cerca di verità da quasi 40 anni durante i quali tutto sembra il contrario di tutto. Sono con noi oggi ospiti il figlio di Pompeo Panaro, Paolo, e l'avvocato penalista e criminologa Chiara Penna. Benvenuti. Andiamo subito da lei, Paolo. Sono trascorsi 39 anni dall'uccisione di suo padre. Ancora su questa storia c'è il peso, viene schiacciata dal peso della mancata verità. Che cosa prova?
È un'amarezza assoluta, perché è una mancata verità che non si è mai, praticamente, almeno da quello che risulta dagli atti, nemmeno iniziato a cercarla. Anzi, molto probabilmente si è fatto in modo di farne trapelare un'altra, anche probabilmente con l'aiuto degli organi di stampa che hanno. Guardi, le dico un dettaglio immediatamente. Un amico giornalista viene a casa mia, prende un atto giudiziario e l'indomani mattina sul giornale trovo l'esatto contrario di quello che i documenti attestano. Quindi è una conduzione assolutamente anomala. Da che cosa dipende secondo lei, mi scusi? Non lo so, è la domanda che continuo a farmi tutti i giorni, da anni, e a cui non so dare risposta. Non so, non riesco a discernere se ci sia una volontà precisa o siano una serie di errori inanellati uno dietro l'altro, uno più grande dell'altro. Ma anche se così fosse, c'è da aver paura lo stesso, perché non si può. È inammissibile una conduzione giudiziaria con una catena così gigantesca di paradossi. Paolo, nonostante siano passati tutti questi anni questo omicidio è stato fatto passare come lupara bianca, nonostante i resti di suo padre sono stati rinvenuti, com'è possibile che invece le carte raccontano altro? Ma infatti questa è la cosa più incredibile, quasi farsesca una cosa del genere. Cioè, a me da figlio, per me risulta sconcertante, ma l'impatto giudiziario di una cosa del genere è stato assoluto, perché le indagini, in pratica, fin dall'inizio sono state immediatamente depistate, immediatamente condotte in maniera errata. Non si può, non è un timbro che salta, un refuso, cioè non si tiene conto fin dall'inizio dell'esistenza di resti di un cadavere ritrovato e si fa chiunque dal mio paese, insomma, su Paola, insomma, papà era di Paola, insomma, nessuno ha mai saputo alcunché che non sia la semplicissima frase: Pompeo Panaro scompare a Paola il 28 luglio del 1982 per lupara bianca. Lupara bianca significa un probabile omicidio con occultamento del cadavere. Una menzogna assoluta. E non fu così, I resti di mio padre sono stati trovati 9 mesi dopo. E come mai, le ripeto, fino a pochissimi mesi fa, in qualunque articolo di giornale, lasciando perdere l'indagine, andiamo semplicemente sulla giustizia morale nei confronti della memoria di questa persona, si continua a parlare di lupara bianca. È un'invenzione assoluta. Avvocato Penna, sono trascorsi 2 ventenni da questa storia. Ci troviamo di fronte ad un caso, un figlio, un uomo, una famiglia che ancora attendono risposte, chiarezza quindi e verità. Che tipo di analisi possiamo fare? Da dove bisogna partire secondo lei? Innanzitutto, ovviamente manifesto la mia vicinanza da un punto di vista umano alla famiglia, al figlio, perché chiaramente non si può vivere con questo peso e con l'impossibilità di conoscere effettivamente come sono andate le cose. Ebbene, per qualsiasi cold case, perché noi li chiamiamo così, la cosa più opportuna sarebbe ripartire da capo. Cioè cancellare completamente tutto quello che si è appreso finora, non per non tenerne conto, ma per ripartire dall'inizio e ricostruire i fatti in maniera tale da riuscire ad individuare sia quelli che sono stati certamente gli errori investigativi commessi nell'immediatezza, sia evidentemente quelli che invece sono stati gli errori commessi per altre ragioni che chiaramente non sto qui ad evidenziare e non sta a me portare all'attenzione dell'autorità giudiziaria. Faccio un inciso: esiste una branca della criminologia che si chiama vittimologia e serve proprio a studiare la vittima sia dal punto di vista comportamentale, si parla di analisi definita come autopsia psicologica, sia volta ad individuare quelli che sono gli ultimi periodi della vita della vittima. Mi spiego meglio.
riuscire a ricostruire quello che era il suo vissuto, quelli che erano i suoi rapporti sia personali sia lavorativi in prossimità dell'evento purtroppo scomparsa e poi morte, in maniera tale da ricostruire tutti i passaggi senza, ribadisco, farsi condizionare da quelle che sono state le informazioni poi pervenute successivamente. Non che queste informazioni poi non debbano essere considerate, ma ripartire, ripeto, da capo per poter analizzare compiutamente e scevri da qualsiasi condizionamento cosa può essere accaduto nell'immediatezza del fatto rispetto appunto alla scomparsa, perché pare sia stata in quel momento, quella serata, mi pare di aver letto, comunque da quello che ho appreso chiaramente dagli organi di stampa, perché come si diceva precedentemente ci sono state anche informazioni divulgate in maniera errata, quindi bisogna partire dagli atti e bisogna sentire anche chiaramente le persone che erano vicine alla vittima purtroppo, e quindi ricostruire da capo tutto il percorso sia storico che giudiziario, quindi in questo modo riuscire probabilmente a carpire anche qualcosa che in quel momento era sfuggita e che probabilmente può essere rilevante. Paolo, si è data una risposta del perché la sua famiglia non ha ricevuto risposte, non ha saputo nulla del ritrovamento dei resti di suo padre, nonostante però i suoi zii avessero firmato un verbale di consegna dei resti, che poi tra l'altro i resti sono stati messi in una cappella di famiglia. Sì, guardi, anche questo è un aspetto infinitamente strano. Se mi consente, leggerei quello che ho scritto riguardo al ruolo dei miei zii nell'esposto che ho fatto nel 2012, in modo tale da non fare mie considerazioni e attenermi semplicemente agli atti. Lei ha citato il verbale di consegna, no, dei resti di mio padre, dati a Francesco Panaro in nome dei fratelli. Questo soggetto poi affermerà nel 2013 che non poteva dubitare che il comune avesse annotato poi il decesso di mio padre, in seguito insomma alla consegna dei resti e alla comunicazione mandata dalla procura allo stato civile del comune, anche se è difficile stabilire di chi sia stata la colpa. Ebbene, c'è una primissima anomalia. Lui dice non poteva dubitarlo, non poteva dubitarne. Secondo me invece sì, perché in pratica nel 92 uno dei fratelli propone una domanda di usucapione sugli immobili di proprietà di mia nonna, all'epoca già deceduta. Tale azione fu promossa nei confronti degli eredi, uno dei quali mio padre. A questo proposito, ciò che sgomenta nel merito è che mio zio notificò l'atto non a me e dai miei congiunti, bensì a mio padre, di residenza, domicilio e dimora sconosciuti, a suo dire per sua irreperibilità. Eppure, già in quella circostanza ci si dimenticò che Panaro Francesco, a nome dei fratelli, prese in consegna i resti di mio padre. Andiamo al 1993, dichiarazione di morte presunta. Ci sono state anche pubblicazioni sui giornali, tutti tacciono, nessuno sa nulla. Andiamo al passaggio successivo, 1997, prima occasione in cui si apre il caso penale in DDA per le dichiarazioni del primo pentito Fedele Soria. Viene sentito a sommare informazioni sempre Francesco Panaro, ricordo il consegnatario dei resti di mio padre. E in quella circostanza lui ebbe ad affermare che in pratica, allora glielo leggo, non ricordo con esattezza data e luogo, ma dopo circa un anno mi vennero mostrati dei frammenti di tessuto riguardanti una camicia e dei capelli. Nella circostanza ebbe ad affermare che il frammento di camicia poteva far parte della camicia che indossava mio fratello, e in relazione alla scomparsa di mio fratello Pompeo non ho alcuna novità da riferirvi nonostante siano passati circa 15 anni. È difficile pensare che mio zio Francesco Panaro solo dopo pochi anni abbia potuto dimenticare di aver richiesto, ottenendoli, i resti di mio padre. Però questa circostanza non doveva sfuggire alla PG che ha fatto l'interrogatorio. È stato chiaro. Avvocato Penna. Anche perché poi mi perdoni, nel 2013, quando poi viene interrogato in seguito al mio esposto, lui conferma tutto, di aver ricevuto i resti, eccetera, eccetera. La memoria in un momento
la perde, in un altro la riacquisisce. Ecco, Quindi le considerazioni le lascio a voi. da un punto di vista tecnico, voglio chiedere all'avvocato Penna come sia possibile, no, che si avvii un procedimento penale per omicidio volontario nei confronti di ignoti, si trovano i resti e la famiglia non venga avvisata di tutto ciò. Che succede? Allora, innanzitutto dobbiamo partire dal presupposto che si trattava di un codice di procedura diverso da quello che c'è attualmente, perché in passato c'era il giudice istruttore che istruiva la causa e quindi chiaramente è stato iscritto immediatamente il registro notizie di reato avverso ignoti per omicidio volontario. Successivamente che cosa avviene? Come diceva chiaramente il signor Panaro, c'è un verbale in cui si attesta la consegna di questi resti purtroppo ritrovati, che secondo le indagini svolte all'epoca, indagini scientifiche, appartenevano al signor Panaro, e c'è il fratello, come citava correttamente ovviamente il signor Panaro, che acquisisce questi resti anche per conto degli altri fratelli. La cosa anomala è che non è stata in qualche modo avvisata chiaramente la moglie, però accadeva anche questo perché come membro della famiglia si prendeva ovviamente l'onere di vedersi consegnati purtroppo questi resti. Il problema qual è? È che effettivamente non vi è la comunicazione alla famiglia acquisita, quindi alla moglie, non dico ai figli che chiaramente non avevano l'età per intervenire, ma ovviamente l'anomalia sta nel fatto che non viene informata la moglie, non tanto dall'autorità giudiziaria, certamente, che con il verbale, ripeto, di consegna è sostanzialmente tecnicamente a posto, perché chiaramente era un erede diretto, ma il problema è relativo al fatto che non viene informata la famiglia, per così dire, acquisita, e che questi resti vengano, per quello che ho avuto modo di apprendere, posizionati in una cappella di famiglia senza ovviamente alcun riferimento, alcun nome. Che cosa succede successivamente? Che giustamente la famiglia acquisita, quindi la moglie, dopo 10 anni avvia il procedimento civile per il riconoscimento della morte presunta. Inevitabilmente, sicuramente non è un tribunale di dimensioni elevate quello di Paola, però è possibile che il collegio che era stato investito della questione di natura civilistica, acquisiti tutti gli atti che ovviamente la signora aveva presentato per aver riconosciuta la morte presunta del congiunto, ha proceduto in tal senso senza essere informata ovviamente dell'esistenza di quel fascicolo che era stato diciamo archiviato. Scusi avvocato, no, ho visto Paolo che forse un po' dissentiva su quest'ultima parte. Paolo? Sì, perché c'è il visto del PM che dice che dal punto di vista penale non c'è nulla. Sì, è questo che sto dicendo. Non mi sono spiegata bene, sostanzialmente ha preso due vie, perché il procedimento penale è stato sostanzialmente archiviato perché non vi era possibilità di procedere verso alcun soggetto. L'altro, appunto quello civile, ha preso quell'altra strada perché la procura purtroppo non era stata probabilmente informata del fatto che esistesse un fascicolo evidentemente in archivio di oltre 10 anni prima, che purtroppo non è informatizzato, perché ci troviamo anche di fronte a questi problemi che hanno una natura purtroppo tecnica, che non dovrebbero assolutamente presentarsi, ma che si verificavano, perché E appunto per ripeto, questo, si è passati da un scusi procedimento avvocato, penale di tipo inquisitorio a un procedimento accusatorio. Ripeto, non esisteva la procura, esisteva il giudice istruttore, era diversa e a proposito c'è di stato un questo, problema tecnico di comunicazione. Paolo, come e quando invece lei viene a sapere del ritrovamento dei resti di suo padre? Allorché da un articolo di giornale si faceva riferimento in maniera del tutto generica all'esistenza di atti giudiziari, quindi ho intrapreso una ricostruzione documentale, iniziando con una semplicissima richiesta accesso atti indirizzata proprio al Tribunale di Paola, che immediatamente attesta l'esistenza di questo fascicolo di omicidio per omicidio volontario a carico di ignoti, che è stato trasmesso nel 1997 alla DDA di Catanzaro, che era la competenza, ovviamente quando il primo pentito inizia a parlare passa alla DDA, quindi un fascicolo che nel 94 la procura dimentica di avere e nel 97 ricorda di avere e trasmette alla DDA. Quando la DDA me lo consegna è bastato sfogliare, già l'intestazione era abbastanza chiara,
Poi è bastato sfogliarlo e trovo tutto, testa di ritrovamento dei resti in vari sopralluoghi, la prima perizia disposta sempre dalla Procura di Paola presso l'Università di Napoli, che insomma già ne attribuiva l'appartenenza di quei resti al cadavere di mio padre, eccetera. C'è il verbale di consegna che abbiamo citato prima, tutte le fotografie dei sopralluoghi fatti, degli atti, delle indagini svolte, anche se anche lì si potrebbe aprire un altro scenario meraviglioso, perché già nel fascicolo ci sono le foto che attestano che gli scavi in montagna eseguiti, no, per cercare il cadavere di mio padre, quindi le ruspe comunali, gli alberi, la cassa dell'acqua, il manico il piccone utilizzato per scavare, per sotterrare il cadavere, le ciocche dei capelli, però manca qualunque fotografia del ritrovamento dei resti, anche lì aberrante. Cioè, E Paolo, a proposito di questo, sembra di capire che attraverso il suo esposto la DDA riapre il caso e scopre anche qui delle anomalie, ovvero le dichiarazioni dei due pentiti che a distanza di 10 anni sembrano combaciare, ovvero luogo, modalità di esecuzione e presunti esecutori. Cosa succede? In pratica non succede niente perché cambia solo il movente tra i due pentiti. Il primo dice che papà esigesse l'affitto di 2 appartamenti di proprietà di famiglia occupati abusivamente da malavitosi locali, mentre il secondo dice che papà sia andato a denunciare gli esecutori di un omicidio avvenuto pochi mesi prima in paese. Già nel 97 c'è una voragine enorme, perché le dichiarazioni di questo pentito, cioè che indica anche il carico della pistola utilizzata per uccidere mio padre, da quel momento lì non c'è più nulla. C'è una voragine di 7 anni. Io in seguito a questo non so cosa sia stato fatto, almeno dagli atti in mio possesso. Nel 2004 mi risulta l'archiviazione perché questo soggetto ritratta, pare che non ci siano riscontri univoci e sufficienti per sostenere l'accusa in giudizio. Fatto sta che non è stato tenuto conto dei resti, del ritrovamento dei resti. Nel 2007 il secondo pentito, Giuliano Serpa, fa dichiarazioni che ad oggi apprendo essere di valore probatorio certo, quindi pentito risulta attendibilissimo sia in termini auto che etero-accusatori, eppure nessuno intese aprire d'ufficio le indagini né nel 2007 né nel 2011, quando è stato sentito più volte, altre volte, su delega di vari magistrati. Ecco Paolo, io per questo volevo chiedere adesso all'avvocato, no? Perché se i pentiti vengono dichiarati attendibili non si procede, non si va avanti? Che tipo di cortocircuito si crea adesso? Allora, non è un cortocircuito, è che ogni procedimento è a sé stante. Dunque, se questi soggetti, io chiaramente non ho contezza dei verbali, non ho contezza delle deposizioni, quindi non mi posso esprimere nel merito della questione. Se i pentiti sono ritenuti attendibili, credibili in relazione al fatto per cui si procede, è chiaro che quelle deposizioni acquistano una rilevanza. È possibile, come precedentemente stava dicendo il signor Panaro, che in relazione agli aspetti relativi all'accertamento delle cause della morte del padre, è possibile che invece questi riscontri non siano stati trovati, non li hanno cercati, non li hanno approfonditi. Questo purtroppo non sta a me a dirlo, però come diceva il signor Panaro, per esempio, c'è un problema sul movente. Ora è chiaro che se un pentito dice una cosa in relazione al movente, poi si contraddice, poi ne dice un'altra, è chiaro che quell'elemento che può a un non addetto ai lavori sembrare di poca rilevanza, in realtà acquista una rilevanza pregnante in sede processuale, ancor di più in sede di indagine, per cui probabilmente, visto che non c'erano effettivi riscontri concreti per sostenere l'accusa in giudizio, purtroppo la procura si è fermata. Ora, io non voglio credere nella malafede, ovviamente, degli addetti ai lavori. Infatti, avvocato, non vogliamo nemmeno crederci noi, assolutamente, però sta di fatto, questa è l'ultima domanda per questa prima parte del caso su Pompeo Panaro. A Paolo, com'è possibile però che le dichiarazioni comunque dei due pentiti fanno anche nome e cognomi degli eventuali esecutori, però 9 dei 12 indagati risulterebbero poi morti? Sì, ma anche mi inserisco un attimo per quello che è stato detto un attimo fa, cioè quello del 2007 i riscontri c'erano,
bastava tener conto, anche perché quando ho fatto aprire il caso io, si è andati a esumare i resti e confermarne l'appartenenza tramite il DNA, cosa che si poteva tranquillamente fare già nel 2007. Bastava tenerne conto e non se ne è tenuto conto, volutamente o meno. Quindi nel momento in cui questo succede, se si chiude in questo modo così clamoroso, io non riesco a darmi ancora oggi una E spiegazione. appunto Come Paolo, si possa scrivere così. e sui 9 dei 12 indagati dichiarati morti? Non lo so, perché questa stessa cosa è stata riproposta sia in fase di chiusura indagini, transitato attraverso il GIP, un GUP e in una corte d'assise. Viene scritto questo, tutti deceduti. Cioè è aberrante. Sul 9 sono solo 3 quelli deceduti. I presunti esecutori dell'omicidio, mi pare, sono 12, uno il pentito che si autoaccusa, 2 che vengono esclusi perché non ci sono riscontri univoci sufficienti, di altri 9 viene archiviata la posizione in quanto ritenuti deceduti, solo 6. Quindi la specifica su quelli vivi per cui non ci sono effettivi riscontri è stata fatta. Come è possibile considerare altri 9 esecutori tutti deceduti senza che nessuno verifichi una cosa del genere? E parleremo anche di questo nella seconda parte che andrà in onda la prossima puntata. Noi vi diamo appuntamento a venerdì prossimo alle 22 su TEN, canale 10 del digitale terrestre. Wonderful.